Ciao a tutti, qui Alessio Veneziano, fisioterapista olistico e fondatore di venezianotherapy.com. Quello che faccio è aiutare persone che hanno dolori persistenti a trovare un nuovo stato di salute. In questo video voglio dimostrarti come stimolare il nervo vago in un modo un po' insolito da quello che probabilmente avrai già visto in giro. È stato uno degli esercizi che più mi ha dato beneficio all'inizio, quando soffrivo da dolore cronico cervicale anni fa. È stato quello che mi ha fatto capire che il sistema nervoso è molto responsabile di cosa succede nel nostro corpo. Il sistema nervoso, se non sai come è fatto, parte dal nostro cervello e poi dal midollo spinale si ramifica su tutto il corpo. Il nervo vago è una parte del sistema nervoso parasimpatico. Se tonificato, se stimolato, dà beneficio su molte problematiche che abbiamo nel corpo. Ovviamente questi esercizi bisogna farli in modo consistente nel giorno e nelle settimane per avere un beneficio a lungo termine. Prima di iniziare voglio testare il livello di tensione o dolore del tuo collo. Se stai facendo questo esercizio probabilmente è perché senti magari tensione sul corpo, dolore da qualche parte del collo o comunque in schiena o quant'altro, magari ansia, magari nervosismo, irrequietezza. Ecco, questo esercizio sicuramente può fare al tuo caso e non ha nessuna controindicazione. Quindi come fare a testare il tuo sistema di irrigidimento o tensione? Ma semplicemente lo facciamo con una torsione del collo da sinistra a destra e dai una sorta di voto da 0 a 10 su. Magari sulla destra ti senti che sei in tensione su 0, magari sulla sinistra sei a 3 o magari 5, insomma dai tu un voto alla tua tensione e ricordati anche la limitazione in cui tu arrivi in torsione, ok? A quel punto, una volta che abbiamo fatto il test, si fa l'esercizio. L'esercizio si fa a pancia in su, sdraiato, in questa posizione qua, con le mani in questa posizione, dietro la nuca, ok? Gomiti aperti. Ovviamente io adesso, per farti vedere, faccio questo esercizio seduto, ma tu fallo a pancia in su, ok? Pancia in su senza nessun cuscino, ma con la testa supportata in questo modo qui. A quel punto, quando siamo in questa posizione, la testa rimane ferma. L'unica cosa che farò è andare sulla destra o sinistra con i miei occhi. Decidi una dei due, tanto le facciamo tutte e due le parti. Quindi se faccio prima la parte destra, quindi vado a girare e guardare verso una posizione destra della mia stanza. Ovviamente deve essere una posizione molto confortevole, non devo sforzare, poi ritorna in posizione neutra, centrale. Ora da qui vado sulla sinistra e sto sulla sinistra per appunto con i miei occhi per 60 secondi. Quindi a quel punto, quando hai finito a sinistra e a destra, ritesta l'esercizio, la rotazione, e guarda come è cambiato. Noterai un senso di rilassamento, magari inizialmente un senso di stranezza. Ovviamente il corpo si è rilassato in modalità forzata e quindi magari ci mette qualche minuto prima che ti ritorni, diciamo, in uno stato molto vigile, ok? Questo è normale. Ovviamente ogni giorno che passa sarà ancora meglio. Quando ho iniziato io questo esercizio avevo dolore al collo, drammaticamente la torsione era aumentata di molto. Fammi sapere se questo esercizio ti è stato utile. Se hai bisogno di una guida per il tuo percorso riabilitativo riguardo al rilassamento del sistema nervoso, al riequilibrio del sistema nervoso, sono a disposizione. Ti metto il link in descrizione. Ti invito a prendere una consultazione gratuita e capire con un test diagnostico. Per adesso ti ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!